22, 23, 24 settembre Raffadali sarà il centro di una grande festa dedicata al pistacchio. Ecco, sì. Raffadali sta diventando anche il fulcro economico, sta facendo del pistacchio, diciamo, una leva anche da un punto di vista della produzione, del commercio. Sì, diciamo di sì. In realtà Raffadali non da ora, ma da tempo passato che è la leva economica proprio del pistacchio. E noi dopo un anno di attività come associazione abbiamo ben voluto con forza questa festa che inizierà il giorno 22 di settembre per poi andare a terminare domenica 24. Naturalmente è stato molto impegnativo e molto difficile raggruppare una miriade di agricoltori e una miriade di trasformatori, siamo riusciti però a farlo, a metterle insieme e naturalmente stiamo avendo degli ottimi risultati al riguardo, perché la cosa più bella che ci può essere è raccogliere un frutto e consumarlo sul posto. Noi come associazione, lo voglio ribadire perché c'è stata qualche piccola metafora su di noi, su questo punto che sto aprendo, noi come associazione siamo aperti a tutta la provincia. Pistacchio del Raffadale non è perché è del raffadalese, Pistacchio del Raffadale è per legare la storia che parlavamo poco fa e dare un proseguo a questo. Però i nostri associati ci sono di Favara, di San Biagio, di Cianciana, di Cattolica Eraclea, in tutta la provincia di Agrigento dove si coltiva e cresce questo bellissimo frutto. Abbiamo voluto chiamarla Festa del Pistacchio, è una iniziativa importantissima portata avanti dall'Associazione per la tutela del pistacchio di Raffadali al fine di fare conoscere alla provincia intera e a tutti coloro che si troveranno in quel periodo nella nostra provincia a dimostrare qual è la differenza tra il pistacchio del Raffadali e il pistacchio che viene coltivato in altre parti della regione siciliana, e cercheremo di fare degustare i prodotti tipici locali tutti a base di pistacchio. Diciamo che è una bellissima iniziativa, durerà 3 giorni, abbiamo avuto anche il patrocinio da parte della regione siciliana per fare una grandissima festa dove potranno tutti coloro che verranno gustare, degustare e avere anche momenti di ludici ricreativi con canti, balli folcloristici e quant'altro. L'assessorato Agricoltura sta sostenendo il lavoro dei produttori e dei trasformatori del pistacchio Raffadali che si sono aggregati nell'Associazione per la tutela del pistacchio, in quanto è un lavoro che da un paio d'anni stanno portando avanti a sostegno di un territorio che è quello della provincia di Agrigento. È un lavoro che può avere un obiettivo certo, in quanto dalle analisi che ha fatto l'associazione pare ci sia una diversità anche rispetto al pistacchio di Bronte, e quindi questo permetterà anche di poter essere riconosciuto come prodotto di qualità, quindi come DOP, in quanto nello stesso territorio regionale è possibile avere anche per lo stesso tipo di prodotto 2 diversi riconoscimenti avendo proprietà organolettiche diverse. Abbiamo un importante anche segnale di ripresa del territorio degli nuovi impianti di pistacchio, in quanto questo lavoro di sviluppo del territorio sta portando anche in diversi giovani ma anche in diverse aziende l'incremento appunto di nuovi impianti di pistacchio. Questo è sicuramente un segnale importante per il nostro territorio, ed iniziative come questa della Festa del Pistacchio valorizzeranno sicuramente quello che è appunto il prodotto del pistacchio e anche la sua trasformazione.